Amici bellini, il capello è pazzo, ma perché io sono ancora ieri, voi siete già domani e quindi ci godiamo questo recap, le pagelle, voglio farvi vedere degli screenshot, abbiamo scritto la storia, cominciamo. Allora, voglio fare tutte le cose con calma, chissà se riesco a mantenerlo sotto i 15 minuti, può essere una sfida personale. Nel frattempo, Super Alexandre, benvenuto, e tutti i nuovi iscritti, molti iscritti si sono iscritti ieri sera durante la live, qualcuno avrà trovato la reaction, e insomma vabbè, un Napoli formato europeo incredibile. Come faccio a dire tutto nella stessa... Allora, con una Brabham noi siamo pronti a parlare, voglio fare subito le pagelle, ci sono delle cose belle che voglio dirvi e che voglio farvi vedere anche a livello di screenshot. Prendiamo velocemente le parole, a parte Raspadori, per l'intervista di Raspadori mi piace assai come parla, mi sembra molto più maturo della sua età, ve la lancio lì così, mi sembra uno che non parla il calcese balbettando, parla bene italiano, non è da sottovalutare secondo me anche nella comunicazione con Spalletti, perché Spalletti lo ama alla follia, perché è forte, perché gioca una grande partita, perché lega i reparti e segna, e anche perché secondo me comunica la sua disponibilità alla squadra, anche all'allenatore, in un certo modo, cosa che con Kvara non si può fare perché c'è una barriera di linguaggio. E io che abito all'estero, credete, avere un concetto anche di disponibilità, se non lo sai esprimere bene, vai in difficoltà. Ma questo sono quei dettagliucci che io voglio. Perché dico questo? Perché ancora una volta Spalletti in conferenza ha voluto ripetere la storia di Kvara, mentre gli fa il complimento e dice Lozano e Kvara hanno fatto degli ottimi recuperi difensivi e li abbiamo anche visti. Poi Kvara un paio di volte tira invece di passarlo al compagno, perché ma non se la prende con Kvara, se la prende con i giornalisti che stanno esaltando troppo Kvara, quindi Kvara poi di conseguenza vuole continuare a vincere le partite da solo. E poi noi nel senso voi, nel senso l'ambiente giornalistico lo allontana da Napoli, perché poi se lo comprano pure, quindi Spalletti sta cercando pure di farlo rendere di meno, forse perché sennò se lo comprano a gennaio. È un discorso sottile che però Spalletti fa bene a tenere presente per una questione di comunicazione, ma ci fa sapere che Kvara ha chiesto anche scusa. Oltretutto non cara, non Krava, non Kvara, Kvaratskhelia. Kvicha Kvaratskhelia. Non è difficile. Non è difficile. Quindi le parole di Spalletti bene o male sono queste. Andiamo a vedere quello che è successo e cerchiamo di non perderci niente. Screenshot. Prima delle pagelle screenshot, perché è importante secondo me farvi vedere un paio di cosucce. Allora, prima di tutto vi faccio vedere, è talmente veloce il Napoli che gli screenshot sono blurry sono un po' sfocati perché non si potevano seguire quelli del Napoli. Allora, prima di tutto le dolenti note, il gol preso. Voglio sottolineare il fatto che me lo avete chiesto anche in live, qualcosa di nuovo tattico che abbiamo visto. Io vi ho detto questo 3,5, Olivera molto alto, c'è stato questo cambio di gioco dalla destra dell'Ajax sulla sinistra e come vedete Di Lorenzo sta lì un po' più stretto perché deve mantenere la difesa a 3. Stiamo un pochino messi maluccio in difesa. Rachmani finisce centrale, Kim è una sorta di braccetto di sinistra, però in questo caso la palla finisce in zona Lozano, che sta pure posizionato bene perché accorcia e aiuta Di Lorenzo, però poi nel contrasto di testa la palla finisce a loro che fanno quell'1-2, poi c'è un po' di confusione eccetera eccetera, non c'è il fuorigioco che io credevo, ma andiamo avanti. Altro screenshot che mi piace farvi vedere è il gol che poi porta il primo gol di Raspadori. Vedete Olivera lì ha scambiato con Lobotka, che invece di ridargliela e chiudere il triangolo stretto fanno un triangolo a 3, Lobotka di prima la dà a Kvara, che di prima la ridà a Olivera, che continuerà la corsa, e poi dopo Olivera continuerà a correre e si creeranno vari 1 contro 1
che però sono 4 contro 4 che piacciono a Spalletti, e quindi poi è bravissimo il Napoli, vedete, perché Lozano fa il taglio e finisce prima punta, e mentre Olivera prepara il cross Raspadori capisce che deve mettersi sulla zona del secondo palo. Kvara è bravo a portarsi il numero 2 dall'altra parte, si apre questo varco, è bravo Olivera a pennellare questo cross per Raspadori, che fa un gol effettivamente, come mi dicevate voi nella live, perché voi siete straordinari, simile a quello di Hamsik contro il Bologna. Altro screenshot che vi voglio far vedere è il coraggio che Raspadori ha avuto nel prendere questo pallone di testa. Si prende anche un calcione molto vicino al ginocchio di Blind, stava rischiando veramente di farsi male. Il coraggio, l'incoscienza dei giovani, dei giovanotti che abbiamo, che vogliono segnare a tutti i costi, che non si mantengono, che non si risparmiano. È veramente un piacere vederli fare questi gesti che non sono banali, che non sono assolutamente banali. Quindi andiamo a vedere un altro screenshot. Queste sono le dolenti note di cui ci parlava Spalletti. Vedete in basso qui Di Lorenzo, perché sta facendo così? Sta dicendo a Kvara, questo è stato il primo tiro di Kvara da lontanissimo che finisce tra le braccia del portiere, e Di Lorenzo fa proprio il gesto, fidatevi di me, dice proprio guarda, non è una cazziata, però Di Lorenzo gli dice guarda, stavo solissimo, e Kvara con la sua qualità avrebbe potuto dargli una palla alla Insigne Cagliacon, per capirci, e Di Lorenzo sarebbe stato solissimo. Di Lorenzo che non ha smesso di attaccare quella fascia mai, pure sul 6-1 Di Lorenzo è stato in aria a riempire l'aria, veramente una roba straordinaria. E quindi questo è quello che dice Spalletti, dice perché poi non la passi quando la devi passare, ed è anche comprensibile. E poi qua vediamo quello che veramente il Napoli sta mettendo di più e che Spalletti chiedeva anche l'anno scorso. La fisicità nei duelli, vincere quei duelli nelle palle di nessuno, e questa è la palla di nessuno che Anguissa vola a prendere di testa. E poi non basta, perché quando prendi questa palla di nessuno Anguissa la butta in avanti e deve succedere di nuovo a Raspadori, e infatti ve lo faccio vedere qua. Raspadori che accorcia, capisce, si fida di Anguissa, e quindi Raspadori viene incontro, raccoglie e non solo raccoglie il passaggio di Anguissa, ma gliela ridà con una sensibilità di testa, gliela dà bene, in modo tale che gli apre poi tutto il varco che Anguissa potrà sfruttare per servire Zielinski in profondità, che si butta e fa il gol che deve fare. Beh, è veramente una cosa più bella dell'altra, in ambito internazionale ancora assolutamente non scontato. E qua sul gol di Kvaratskhelia io vi faccio vedere che ancora una volta c'era Di Lorenzo che ha riempito l'area. Stiamo riempendo l'area, ragazzi, tutte quelle piccole cose che non facevamo bene l'anno scorso, alcune cose che nelle amichevoli non ci è piaciuto, e guardate qua, Di Lorenzo arriva, Lozano è lì, Raspadori è lì a chiudere eventualmente un ulteriore triangolo, poi gli dà una palla a Raspadori col contagiri a Kvara che resiste a una carica, vince un altro contrasto e sei veramente roba superlativa. Ci hanno fatto vedere roba superlativa contro un avversario vero. Quindi non diciamo che il Liverpool stava così, il Milan stava così, l'Ajax è un avversario vero, avversari di un certo livello, abituati a certe partite, che si allenano in un certo modo. I giovani loro hanno distrutto i giovani nostri, non c'è dubbio. Il Napoli ha fatto una partita di livello veramente e merita tutti i complimenti. Poi vogliamo fare i demeriti dell'avversario, li facciamo, ma il Napoli si deve prendere dei bei voti. Meret sul gol che prende, veramente questa volta, se avevo dato un po' di responsabilità contro il Torino, qua veramente lo ritengo incolpevole. 6,5, fa una bella parata, un'uscita e poco altro, perché veramente poi bisogna dare atto al centrocampo che ha fatto un filtro incredibile e non li ha portati proprio al tiro, e anche quei due centrali che sono sempre attentissimi. In ordine, Di Lorenzo, ovviamente la notizia è che è entrato Zanò, però Di Lorenzo si prende 8 e senza alcun dubbio, non ha dovuto fare grandi cose in difesa, un po' perché vogliamo essere severissimi, ma in attacco andava ed è stato anche premiato dal gol, come è giusto che sia, e da grande capitano ad abbracciarsi tutti, sta facendo un lavoro incredibile il robot. Entra Zanoli e si prende anche lui 6,5, perché Zanoli è entrato bene, stava rischiando anche di fare un assist clamoroso, entrava anche lui nella festa degli assist, ma ci ha detto Spalletti che quelli che fanno assist e quelli che fanno gol non conta la squadra, e va bene. Quindi Di Lorenzo 8, Rachmani 7,5, voglio essere generoso con Rachmani che va vicinissimo al gol 2 volte,
ed è un'ira di Dio, di testa le prende sempre lui. Come Kim, ancora i soliti anticipi, Kim gli diamo 7, meno appariscente degli altri ma molto bene. Oliveira anche lui 7,5 perché molto bene anche in difesa come colpi di testa, e poi pennella quella cosa, si propone sempre. Io ancora devo capire se Oliveira è più difensivo o più offensivo, questo è un bellissimo dubbio che ci porteremo avanti. Lobotka 7,5 non raggiunge il voto di Anguissa solo perché Anguissa alla fine finisce con 2 assist, se non vado errato. Sì, perché un assist per Zielinski e un assist per Raspagol. Lobotka 7,5 dovunque, è un piacere guardarlo, fa interdizione, si gira, propone, fa di prima, quando deve superare 3 avversari li supera, una roba incredibile. Anche gli diamo 8, chissà se dovrà riposare. Sarà bello indovinare la formazione contro la Cremonese, io li vorrei far riposare tutti per dargli un po' di vacanza, ma non si può fare, e quindi niente, 8. Gli diamo 7 a Zielinski, un pochino meno degli altri, ha giocato anche solamente un tempo, il gol lo fa, non straordinario. Forse Zielinski è arrivato il momento che tiri un pochino il fiato, ha giocato in nazionale come altri, però forse lui ha più bisogno di tirare il fiato in questo momento, e cresce la forma di Ndombele, che per me si piglia 7, prende anche una traversa e fa l'assist per Simeone. Bene l'impatto di Ndombele. A Lozano diamo 6,5, vivace, propositivo, ancora cade, inciampa quando tira, così non è riuscito, si avvicina al gol, però fa dei bei movimenti, mette 2 assist potenziali importanti. Mi è piaciuto Lozano, non è facile su questa fascia controllare i palloni con l'altro piede, non male. Kvara, ragazzi, io gli devo dare 7,5 lo stesso. Quando anche sembra che non è la sua partita, Kvara fa l'assist per Di Lorenzo, Kvara segna, Kvara crea i pericoli sul cross di Lozano, e quelle 2 volte dove è stato egoista, ho capito. Su Aglione ci ricordiamo che è sempre il più giovane della cucciolata e sarà egoista, ma quando mezza occasione ha la mette dentro in porta. E quindi Spalletti non si pigli collera, noi lo sappiamo che deve migliorare come tutti gli altri, ma si prende 7,5. Quello che si prende 9 stavolta è Raspadori, perché fa tutto quello che deve fare, fa 2 gol, lega, toglie praticamente le speranze a Simeone di partire di titolare, chissà se con la Cremonese lo vedremo, però sta facendo veramente delle cose incredibili e sta dimostrando adesso quello che non ha dimostrato con lo Spezia, di valerli questi 35 milioni. Lo sta dimostrando. Mi sembra che stia facendo, qualcuno ha paragonato Higuain, qualcuno ha paragonato Mertens. Calma, ovviamente ci saranno i momenti in cui anche lui ci farà disperare, ma nel frattempo godiamocelo, perché è il percorso che ti devi godere, perché altrimenti che facciamo a fare queste partite? Per vincere l'unica cosa che conta, non è mai stato per noi e mai lo dovrà essere. Noi ci dobbiamo godere il percorso, ci dobbiamo godere serate come quella di ieri. È la cosa più bella, essere tifosi del Napoli, andare all'estero, le serate di Champions, tu sei bello, vinci, non è perché vinci ma perché fai una prestazione dove Di Lorenzo sul 6-1 si butta ancora in aria, sul 5-1, e come riempiamo l'aria, siamo sfrontati e non abbiamo paura di niente, ma rimaniamo concentrati, e quando la partita sembra chiusa tu continui ad attaccare con mentalità, perché non vuoi sapere niente, perché così si rispetta il gioco del calcio e così si rispettano anche gli avversari. L'Ajax, che è una squadra che comunque ha esperienza internazionale, che è una squadra sia fisica che tecnica, hanno fatto più falli di quelli del Torino. Arbitraggio pessimo, Tadic doveva essere espulso molto prima, tacchetti su Kvara, tacchetti su Zielinski, tacchetti su... molto male l'arbitraggio. Per me ci potevano essere altre espulsioni, rigori, eccetera eccetera. Calma, non è successo niente, dobbiamo completare l'opera con l'Ajax tra una settimana, ma prima di questo la Cremonese. Ma adesso non è il momento di parlarne, abbiamo dei giorni per parlarne e ne parleremo, perché sarà interessante capire poi il turnover che si può fare. Qualcosa sicuramente me la sono scordata, ma come faccio? Faccio il recap, perché poi, capito, Raspadori fuori, il fatto di Lobotka che poteva tirare, quello noi da subito potevamo segnare, e secondo me là c'era rigore su Raspadori. Poi c'è il gol dell'Ajax, vabbè, è capitato. Kvara fuori,
quel fatto che vi ho fatto vedere. Raspadori gol il fatto di Olivera, Meret parata a terra bene, Kvara palato su cross di Lozano, Kvara cicca, questo è il Kvara cicca che si è arrabbiato Spalletti, Di Lorenzo gol da Kvara, Zielinski parato, Lozano sempre con la complicità di Anghessa, Zielinski il gol, dopodiché il secondo tempo entra Ndombelex, Raspadori fa subito gol, Anghessa che spunta da dove spunta con le ciabatte, con gli stivali, con gli anfibi, la controlla di tacco, è una cosa bellissima, c'è un tiro fuori dell'Ajax, così il gol di Kvara, poi entra Simeone, Kudus la tira altissimo, Kudus, poi c'è Rachmani parato, Simeone parato, Elmas pure un buon impatto. Devo dare 7 a Simeone, mi stavo dimenticando di dare 7 a Simeone, 7 abbiamo dato a Nobelé, 6,5 ad Elmas, Gaetano senza voto e Zanoli 6,5. Da New York Valerio Fluido è tutto, ho goduto come un ciuccio e continuo a godere come un ciuccio e nessuno mi può fermare. Questo Napoli mi sta dando delle soddisfazioni incredibili. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.